14. Il grande cinema, Movie Time, con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buscaroli, una nazione in coma, dal 1793, 2 secoli, Minerva Edizioni, 2013. E Churchill disse: distruggete l'Italia. Bombardamenti indiscriminati per piegare il morale della popolazione. In un libro sulla campagna d'Italia, La guerra inutile, Longanesi, lo storico militare inglese Eric Morris fornisce cifre il cui confronto parrà sbalorditivo. Tra la resa dell'8 settembre e la fine della guerra, i civili italiani che persero la vita per rappresaglie tedesche furono 10.000. I morti nei bombardamenti inglesi e americani 64.000. Il solo rapporto numerico basta a denunciare un'aberrazione nel giudizio e un'ingiusta distribuzione della memoria e della pietà. Difficilmente saranno corrette nell'alluvione di rievocazioni dell'imminente cinquantenario. Si continuerà a vedere solo una faccia dei mali inferti al popolo italiano in quell'ultima parte della guerra in cui non ebbe più uno Stato sovrano. E anche questa parte con un occhio solo, perché in mezzo secolo nessuno ha seriamente osato contestare e dopo mezzo secolo non c'è un procuratore della Repubblica che osi contestare alla resistenza comunista che progettò e impose la guerra civile crimini fondamentali di primo grado come la strage, considerata invece legittimo e lodevole atto di guerra, di 32 militari in marcia per una strada di Roma, oltre a civili e un ragazzo. Strage di cui il massacro delle Ardeatine fu, seppur barbarica, solo conseguenza, delitto di secondo grado. Di fronte all'assordante e perfino isterica condanna dei vinti, i crimini dei vincitori restano sospesi in un limbo, forse infernale, ma esente di condanne e di pene, oscuro per mancanza di interesse di indagine, di interpretazione e giudizio. Ve victis, riassume Livio, e Guicciardini: pregate Dio sempre di trovarvi dove si vince, perché vi è data laude di quelle cose ancora di che non avete parte alcuna, come per il contrario che si trova dove si perde è imputato di infinite cose. Non è vero che sia finito il dopoguerra. Finirà quando sarà resa giustizia, sia pur soltanto nella cognizione dei crimini e nella memoria e rispetto delle vittime, fase di cui ancora non si vede il principio. Nello stesso periodo in cui i russi liberarono i prigionieri di Auschwitz, trucidarono circa 3 milioni di profughi civili tedeschi, quasi solo donne, bambini e vecchi, nel modo più selvaggio, che non ha niente da invidiare ai nazisti, continuando anche a guerra finita. Il giornale del 30 gennaio, con questa lettera di Ingeborg Albero Gödecke di Busto Arsizio, approda alla mia scrivania mentre preparo un gruppo di articoli in cui tenterò, con poca speranza in verità, di rimuovere la crosta di omertà e indifferenza che ricopre il massimo crimine dei vincitori anglo-americani, l'olocausto dell'aria che uccise, senza considerare le rovine monumentali che ne sono il versante culturale e storico, 1,5 milioni di civili in Europa e 4 milioni in Giappone. Chi parla più dei milioni di morti civili sotto le bombe degli alleati? Chi parla più dei morti che ha lasciato sul terreno il regime di Stalin? Perché nessuna di queste vittime viene ufficialmente ricordata? Al grido
di questa lettrice, rispondo: i capi vincitori non furono perseguiti a guerra finita neppure per crimini pubblici e evidenti, per il sol fatto che avevano vinto. Né i loro archivi, divenuti res nullius, furono saccheggiati e divulgati, furono anzi classified, ossia celati e protetti. La consegna di 2 milioni di russi a Stalin fu un segreto benissimo coperto. Rivelarne i particolari è costato al conte Tolstoi la totale povertà. Il timore dei vincitori, l'equiparazione obbligata della loro vittoria al trionfo del bene sul male, generano la persuasione che ogni loro azione fosse lecita e l'incenerimento sistematico di una nazione, città dopo città, appare ancora deplorevole eccesso di necessità tuttavia riconosciute, di punizioni tuttavia legittime. La protesta rimane flebile lamento, giustificabile nell'emotivo locale, trattato perfino, chi è avvezzo a certe materie se ne è accorto, nelle cronache locali dei giornali e non tra le questioni storiche maggiori, non paragonabile ai veri crimini di che strilla il coro, le rappresaglie, il genocidio. Tanto a lungo perdura, tanto profondo rimane il lavaggio del carattere praticato dai vincitori sui vinti, come l'ha chiamato il conte Schrenck-Notzing. Nessuna autorità ha fatto in Italia il calcolo dei morti, feriti e mutilati nei bombardamenti, un inventario dei monumenti periti nella guerra, delle opere d'arte incenerite, delle case distrutte. La perdita monumentale e artistica non è in tale olocausto di minor momento rispetto a quella di vite umane, come par suggerire una trascuraggine che è solo opportunismo servile e vigliacco. La cancellazione delle opere dello spirito, del genio, del lavoro di un popolo prolunga il crimine oltre la perdita della generazione in un certo tempo vivente, rende l'olocausto ancora più odioso. Quasi che tutti i crimini perpetrati da stati sovrani con le loro risorse militari, organizzative e scientifiche non abbiano radice nell'identico allontanamento dell'idea umana che viene intesa da ciascuno a suo modo, come scrisse Hans Sedlmayr, esplorando la fase terminale di una civiltà in cui, tra i mostruosi opposti del colossale e del vuoto, irrompono l'assenza dell'anima, il suo inselvatichimento e irrozzimento e il collasso della cultura che genera la perdita di rispetto per l'uomo, vivo o morto che sia. A un altro storico dell'arte, Alfredo Barbacci, si deve l'osservazione, trattata nel suo lavoro di soprintendente tra i monumenti feriti, esaminando gli edifici di Bologna colpiti nella quarantina e più di bombardamenti. Le maggiori chiese sono stati i bersagli preferiti dagli aviatori anglo-americani. La Basilica di San Francesco, colpita da un aereo che 2 volte vi si gettò sopra impicchiata. Le bombe che devastarono l'Archiginnasio erano dirette alla Basilica di San Petronio, che ne dista pochi metri. Le maggiori chiese, risaltando per la mole e per la torre campanaria, erano più facili bersagli. Su esse gli aviatori dirigevano le bombe, e non solo per soddisfare un'ambizione sportiva o un istinto vandalico, ma per deprimere il morale della popolazione, offendendo i maggiori monumenti. È il moral bombing, come fu battezzato nella cerchia di Winston Churchill. Fin dal primo bombardamento, che colpì Bologna il 24 luglio 1943, giorno avanti la caduta del fascismo, Barbacci constata come tale evento e poi l'armistizio che toglie l'Italia dal novero dei combattenti attivi non rechino mitigazioni all'Olocausto. Quanto alla decisione di bombardare intenzionalmente le popolazioni, questa fu presa, osserva uno studioso di economia e finanza, Fernando Ritter, Fascismo-antifascismo, Milano 1992, la mattina del 10 maggio 1940, giorno dell'offensiva tedesca in Francia, su proposta di Churchill appena salito al potere. Nel 4° tomo delle sue memorie, rievocando le istruzioni impartite l'8 luglio 1940 al ministro delle costruzioni aeronautiche, Churchill scrive:
Il blocco della fame nella prima guerra mondiale rimase inefficiente. Esiste però un altro mezzo per atterrare l'avversario, una guerra aerea di sterminio totale. Barbacci la osserva in opera e scrive: la scommessa tra gli aviatori inglesi per l'abbattimento delle 2 torri a Bologna continuò tutta l'estate, indifferente agli avvenimenti politici, culminando nel bombardamento del 25 settembre con grappoli di bombe che non centrarono i venerandi bersagli, ma cagionarono tutt'intorno strage di inermi, non meno innocenti delle vittime di Auschwitz e delle Ardeatine. Il soprintendente è stupito e scrive: il fatto che nella zona non vi fossero obiettivi militari non aveva nessuna importanza per l'azione nemica. Tale stupore, figlio di fede, continuò, se ancora 13 anni or sono, uno specialista, Giorgio Bonacina, rievocando il bombardamento di Milano del 25 ottobre 1942, spiegava che se non fu diretto contro obiettivi militari o industriali e perciò indiscriminato, ciò si dovette all'avere il capo del Bomber Command della Royal Air Force, Sir Arthur Harris, perduto la fiducia di colpire con sicurezza solo obiettivi militari o industriali, dunque passando di malavoglia alla devastazione programmata delle aree urbane. Troppa grazia in realtà per Harris the Butcher, Harris il macellaio, come lo chiamarono colleghi che avevano visto in lui l'anima gemella, benché alata e non pedestre, del comandante di Auschwitz. La dottrina del moral bombing ha storia assai lunga e tracce profonde che risalgono al 1923, quando il maresciallo dell'aria, Sir Hugh Trenchard, turbò i colleghi sostenendo che nella guerra futura l'offensiva della nuova arma aerea sarebbe stata più efficace attaccando, anziché obiettivi militari, il meno protetto bersaglio della popolazione civile. È difficile dire quale influenza avessero su Trenchard e il maresciallo Smuts che lo appoggiava gli scritti del generale italiano Giulio Douhet, per cui la guerra futura sarebbe stata decisa dai bombardieri a grande autonomia che con massicci bombardamenti al cuore del territorio nemico avrebbero ridotto in rovine le sue città, la sua gente alla disperazione e il governo alla capitolazione. È caratteristico della leggerezza italiana in ogni campo che le sciagurate teorie di Douhet, criminali nell'ispirazione e poi fallaci quando furono applicate da altri, restassero tra noi senza esiti, tolti i rimbombanti articoli divulgativi e la prefazione del maresciallo Balbo ai suoi volumi. Gli stati maggiori programmavano teorie e armate con l'occhio alla scadenza della tregua che il maresciallo Foch, davanti al perverso dettato di Versailles, misurò in 20 anni. Che Douhet influisse sulla dottrina inglese del moral bombing, il bombardamento strategico, esclude Sir Basil Henry Liddell Hart nel lungo capitolo della storia militare della Seconda Guerra Mondiale sulla politica del bombardamento aereo applicata soprattutto per compiacere ai russi, così egli cerca di giustificare il crimine che gli ripugna, culminata, alla fine della guerra, nella offensiva contro le città tedesche. Verso la metà del febbraio 1945, la lontana città di Dresda fu sottoposta col deliberato intento di seminare la strage tra la popolazione civile e i profughi a un micidiale attacco proprio sui quartieri centrali e non stabilimenti e ferrovie. La dottrina del moral bombing era così giunta a un grado di perfezione ben più alto che in Douhet, i cui scritti, precisa Liddell Hart, apparvero tradotti in America solo nel 1942 e in Gran Bretagna nel 1943, col solo possibile scopo di ritorcere, non senza visibili ragioni considerando il gran numero degli italiani d'America, sulla misera Italia che ora le subiva applicate addosso a lei, la responsabilità culturale e ideale delle distruzioni e stragi. Che si trattasse di distruggere l'Italia e non il fascismo, lo prova la famosa frase di Churchill ai comuni dopo la caduta di Mussolini. Disse Churchill:
Conviene lasciare che gli italiani cuociano nel loro brodo, intanto tartassandoli con energia. Tant'è vero questo che si oppose con ogni forza a proposte americane di ridurre i bombardamenti per favorire lo sboccio di tendenze italiane alla resa. Al contrario, i bombardamenti vanno intensificati, lo interpretò Anthony Eden, che tutto ciò chiamava ammorbidimento dell'Italia al trattamento che per lei si progettava. Su alcune città i bombardieri alleati ritornano in massa per più giorni e notti di seguito, devastando località già devastate. Nessuna zona della penisola ha requie. Non Palermo, Messina, città e borgate della Sicilia che pure stanno per cadere. La notte tra il 13 e il 14 luglio la pioggia di fuoco piomba su Torino. Il 19 si squarciano le illusioni sull'immunità di Roma. Voglio sopra Roma tutti i bombardieri medi e pesanti in grado di volare, aveva ordinato Eisenhower. Ne ebbe 662, oltre a 268 caccia di lunga autonomia. Sganciarono 1100 tonnellate di bombe e condussero al macello 3000 esseri umani, quasi 10 volte le ardeatine, più 10.000 mutilati e feriti. E intanto, come sempre in tutti i bombardamenti di questo tipo, i caccia della scorta svolgevano un lavoro più personalizzato e minuto, scendendo a mitragliare quei poveri diavoli che si trovassero per strada, nei piazzali, fuori dai rifugi. Il 24 luglio 1943 fu la volta di Bologna, il 25 fu semidistrutta Livorno e poi, il regime fascista era frattanto caduto, toccò a Benevento, a Salerno, Cosenza, Catanzaro, Sulmona, Trento, Bolzano, di nuovo Bologna, Milano e Torino, ancora Roma e Pisa. Ebbero migliaia di vittime, di case distrutte nell'agosto, mentre la corte e lo Stato Maggiore si ammorbidivano e la ferocia raddoppiava. Quasi che gli anglo-americani temessero che un'Italia che si era scrollata di dosso il fascismo fosse nemica più di prima, eccoli scatenare un'offensiva aerea che superò per terribilità, per danni e per violenza ogni altra precedente, scrisse Paolo Monelli in Roma 1943. Per tutto il mese d'agosto, per tutta la prima settimana di settembre, fino a 5 ore prima della proclamazione dell'armistizio, Napoli e Torino, Terni e Cagliari, Milano e Grosseto, Foggia e Pescara, Civitavecchia, Bari, Benevento furono straziate con distruzioni immani e migliaia di morti. Il flagello distrusse in quel terribile mese più di quanto non guastarono assedi, incendi, sacchi e terremoti in 1000 anni, scrisse ancora Monelli. C'era qualcosa di sadico, di forsennato in questa politica, commentò Attilio Tamaro. Era la scomparsa dell'idea umana, lo spirito di Auschwitz adattato all'ipocrisia anglosassone, cui poche centinaia o migliaia di metri di distanza e il non sparare direttamente sulla vittima, tranne il mitragliamento riservato a virtuosi e specialisti, offriva la facile illusione di non personale ma elusiva e collettiva colpevolezza. Non una bomba cadde sulle navi da guerra ancorate alla Spezia. C'era il rischio di sciupare il bottino. Mi sono domandato tante volte, scrisse l'ammiraglio Garofalo imbarcato sulla Littorio, come mai l'aviazione avversa ci risparmiasse. Non una bomba è lanciata dal 25 giugno all'8 settembre contro il grosso della flotta alla Spezia, né sulle navi ancorate a Taranto. A rigor di logica, avvicinandosi alla Sicilia per invaderla, gli alleati dovrebbero colpire la marina da guerra italiana. Invece non se ne curano affatto. Quando certi archivi inglesi saranno ben esplorati, si avrà la conferma di un mercato segreto in cui gli alti gradi della marina italiana avevano venduto agli inglesi le grandi navi, fissando addirittura le tariffe per i singoli tipi. Il mercato ebbe, tra i sensali, anche un illustre direttore d'orchestra. Ora gli anglo-americani risparmiavano la flotta, sicuri che si sarebbe mossa soltanto per consegnarsi a loro. Il compito di offrire all'alleato la prova che la flotta italiana continuava a combattere fu lasciato ai sommergibili, siluranti e unità sottili. Da Quebec, Churchill e Roosevelt pretesero che i sommergibili continuassero a operare, ossia a dare spettacolo e farsi colare a picco.
L'ultimo e 85esimo sommergibile, il Velella, fu affondato la sera del 7 settembre mentre andava all'attacco nel Golfo di Salerno. La resa era firmata da 4 giorni e divenne pubblica dopo 24 ore. Per nascondere quanto già deciso o ammonire contro tentazioni contrarie, o per puro sadismo, lanciarono su Napoli il 6 settembre l'attacco più feroce. La guerra era ormai una finzione d'altri 2 giorni e una furia mai vista guastò per sempre il volto della città. Sotto le macerie dell'ospedale dei Pellegrini, di chiese, palazzi, scuole, case, giacquero da 20 a 30 volte i martiri delle Ardeatine. Seppure i miserabili dello Stato Maggiore si illudessero in una proroga, Eisenhower si teneva ben fermo all'8 settembre. Quella mattina, poche ore prima che annunciassero la resa, si divertirono a massacrare Frascati. Il maresciallo Kesselring aspettava gli alleati De Courten e Roatta. Le prime bombe caddero mentre uscivo dal mio studio. L'incursione non ebbe gravi conseguenze militari, ma fu istruttiva, perché su una carta ritrovata in uno degli apparecchi nemici abbattuti erano esattamente indicati il mio comando e quello di Richthofen. Vi erano riprodotti i cerchietti che il generale Castellano aveva tracciato sulle carte topografiche a Cassibile. Il comando di Kesselring non fu colpito, ma 5.000 civili rimasero sotto le macerie della cittadina. La resa non mutò l'olocausto aereo d'Italia, nonostante l'occupazione tedesca ne avesse fatto, secondo la dottrina atlantica e la propaganda degli alleati, una nazione da liberare. Continuarono a colpirla, invece, con odio raddoppiato. La liberazione venne anticipata a raffiche di mitraglia su casolari nelle campagne, innocenti villaggi. In ottobre bombardarono Bologna e Boves, già distrutta dai tedeschi per rappresaglia. Fracassarono Ancona, aggredirono Firenze, Chieti, Terni, Cervo, Sulmona, Pistoia, Viterbo, Grosseto, Varazze, Albenga e in novembre Teramo, Sant'Egidio, Giulianova e Pineto, Pescara, Pesaro, Torino, Genova, Ventimiglia, Lamporecchio, Recco, Varazze, Pontassieve, Sinalunga, Prato, Trecase, San Benedetto del Tronto, Foligno, Chiusi, Civitanova, Pietrasanta, Rimini, Cisterna. Ad Arezzo distrussero la casa del Petrarca, a Padova il capolavoro di Andrea Mantegna, gli affreschi nella chiesa degli Eremitani. Intorno a Natale si scatenarono su Pisa, Pistoia e le cittadine vicine, Prato, Firenze, Vicenza, il Trevigiano. Erano gli araldi della democrazia, questi atroci ministri di inutile rovina? Si chiede Attilio Tamaro, osservando che i tedeschi fecero 2 soli bombardamenti sul porto di Napoli, con disastrose conseguenze per l'armamento alleato, e sul porto di Bari, dove distrussero 17 navi. Novembre e dicembre videro il martirio di Zara, distrutta quale grazioso omaggio a Tito, che volle cancellato quel nido di italianità nell'Adriatico. Il 15 febbraio 1944 200 bombardieri pesanti sbriciolarono l'abbazia di Montecassino, dove non vi era un solo tedesco, sol perché quella mole torreggiante, con le sue 100 e 100 finestre, incuteva angoscia ai fanti americani e neozelandesi nella valle. Ebbero il giusto compenso alla dissennata distruzione nelle enormi perdite che furono inflitte alle loro fanterie dai mitraglieri della prima divisione paracadutisti che si asserragliarono nelle rovine. Il 7 aprile 1944, venerdì santo, una settimana prima che i partigiani assassinassero Giovanni Gentile, gli aviatori americani assassinarono Treviso, con 1.600 morti e più dell'80% delle abitazioni distrutte o danneggiate, si legge in un esemplare libretto del 1952, ristampato l'anno scorso, nel cinquantenario della distruzione. Uno dei pochi esempi di dignità e eleganza offerti da una città italiana in questo dopoguerra di bestiale e servile ignoranza. Proprio a Treviso, le sciagurate teorie del duet e del moral bombing furono smentite dalle centinaia di giovani che, indignati per quel massacro, accorsero sotto le bandiere della Repubblica Sociale Italiana. Fino all'ultimo, la furia dell'Olocausto dal cielo
si accanì barbarica e inutile, perché continuare o finire la guerra non dipendeva dagli italiani, ma dai tedeschi. Il 20 ottobre 1944 seppellirono 700 vittime sotto le macerie dei quartieri popolari di Milano. A Gorla ammazzarono 200 bambini e bambine con le loro maestre. Massacrarono un villaggio presso Brescia. Cacciabombardieri scesero sui laghi lombardi a mitragliare i vaporetti. Sadismo selvaggio li indusse a mitragliare dentro Parma il 18 novembre uomini e donne e bambini che cercavano scampo e a Piacenza, pochi giorni dopo, a spezzonare il centro, uccidendo 109 donne in un ospedale. Richiesti, come 100 volte, dai partigiani, a fine gennaio stormi di aerei distrussero Aulla, in Lunigiana, con centinaia di morti. Estri individuali fecero scovare un treno verso Bollate, i cui passeggeri, scesi in fretta, furono mitragliati uno per uno tra le casupole. E lo stesso giorno, una corriera tra Milano e Pavia, stipata di quasi 200 infelici, fu presa in mezzo tra due cacciabombardieri, dei quali uno mitragliava il tetto e l'altro si dedicava, tra eleganti giravolte, ai fianchi. Bella esibizione di arte liberal-democratica, che ebbe a risultato 73 morti e 100 feriti. Basta, elenchi e commenti superano le capacità mie e della mia pagina, ma davvero vorrei, indurre tanti giovani volonterosi e studiosi di storia di città illustri e meno illustri, cittadine e borgate, a quest'opera di vera cultura e vera pietà verso la patria maggiore e quella minore, locale. Documentare, raccontare, diradare le tenebre dell'omertà e della sottomissione al vincitore. L'odio non deve morire. Avete ascoltato Auto da Fè. Stai ascoltando Radio Libertà.